Eccoci, dopo la pubblicità, l'ultima parte di Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì del gruppo TV7, diretta anche sulla pagina Facebook. Quindi Alessandra Moretti ha detto che non vuole fare la maestrina, non vuole dare il voto. Ovviamente io non chiedevo il voto, chiedevo se sta facendo bene o male il governatore, tutto qui, visto che lei è tutti i giorni spesso a Venezia, quindi come consigliera le avevo chiesto un riferimento. Domani cosa succederà allora? Questo referendum è passato, succederà che il popolo veneto si troverà con qualcosa di diverso, o come succede in politica andrà avanti tutto come ieri praticamente? Io credo innanzitutto che va rispettato il voto di chi si è espresso per il sì, che appunto è il 55% dei veneti, così come vanno rispettati anche quelli, ripeto, che non sono andati a votare per non far raggiungere il quorum, che anche quella era una scelta politica ben definita. Adesso però, siccome la maggioranza dei veneti si è espressa in un certo modo, Zaia non ha più alibi e non li ha neanche il governo, perché a questo punto tutti devono fare la propria parte e io, come ho sempre dichiarato sin dall'inizio, siccome sono per l'autonomia della mia regione, una maggiore autonomia che non è specialità, che non è dire bugie, mi trattengo il residuo fiscale tutto e mi trattengo le tasse, perché quella roba lì non esiste, è una balla, perché si va oltre la Costituzione, perché ovviamente non è ricevibile. Mi aspetto che da domani tutti facciano la propria parte. Io ci sono, noi ci siamo ovviamente, quindi anche come Partito Democratico incalzeremo il nostro governo affinché dia una risposta positiva, come è stata data a Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, una settimana fa. Ma il popolo quando vedrà diciamo che questa cosa avrà un esito positivo e avranno diciamo le prime soddisfazioni. Poi bisognerà andare in Parlamento e ci dovrà essere una maggioranza assoluta che vota la legge. Fra quanto il popolo lo saprà che tutto questo accadrà? Fra 1 anno, 2 anni, 6 mesi? Guardi, dipende dai protagonisti. I protagonisti sono Luca Zaia e ovviamente il governo. Io credo che se tutti hanno la buona volontà di portare in tempi brevi la cosa, diciamo, il risultato a casa, io penso che lo possiamo fare, se ovviamente si chiedono cose fattibili. No, ma io le chiedevo appunto per dare una risposta ai cittadini e in quanto tempo avranno questa risposta. Ma guardi che Bonaccini l'ha avuta in 1 mese, per cui presumo che se ci si mette di buona volontà si possa avere una risposta prima della fine della legislatura. Ma l'iter è questo, la Giunta ha deliberato questa proposta di legge di iniziativa regionale che dovrà votare il Consiglio regionale, quindi là vedremo anche un po' i numeri e come si esprimeranno gli altri movimenti e partiti politici. Consideriamo che il Movimento 5 Stelle ha già detto, insomma, abbiamo visto anche la partecipazione al quesito referendario che sicuramente sarà favorevole, non so quale sarà, poi lo dirà. Lei sarà favorevole? Guardiamo la proposta, se è una proposta accettabile e ricevibile, certo che la voto. Poi attenzione, poi inizia, ovviamente c'è la costituzione di questa consulta, come diceva Zaia prima, che sentirà un po' gli stakeholder, ecco, ma in realtà i sindaci, i presidenti di provincia a livello veneto, perché anche questo è un passaggio obbligatorio, la parte della consultazione, inizia la trattativa. Io sono fiducioso sempre inizialmente che il governo, e secondo me è a vantaggio anche di questo governo, dire prendiamo come questa richiesta e la sottoponiamo, insomma, a una prima valutazione, quindi convochiamo i governatori, magari non solo quelli del Veneto e della Lombardia, anche gli altri che sfrutteranno questa onda, diciamo così, positiva, però dubito che in questa legislatura, con le Camere che vanno a scioglimento probabilmente entro dicembre, si decida qualcosa in aula. Certo che se dovessero correre e la mettono al primo punto dell'ordine del giorno, noi auspichiamo questo, però dubito, perché sapete c'è il tema adesso della legge elettorale, dopo, come è noto e sta nella storia della Repubblica, che una volta fatta la legge elettorale i temi importanti in Parlamento non vanno più, perché c'è... Senta Pitucci, prima in tutto il ragionamento che abbiamo fatto... E dopo c'è la terza proposta, per concludere il discorso, terza proposta che è quella della richiesta di modifica costituzionale e quindi di inserire
il Veneto tra le regioni a statuto speciale, che ovviamente questo deve essere fatto attraverso l'iter di modifica della Costituzione. Richiesta lecita, non capisco perché Bressa e gli altri dicono che è richiesta non lecita, richiesta prevista dalla Costituzione. Ma non la Costituzione può essere tranquillamente modificata attraverso le maggioranze previste, insomma, e l'eventuale referendum successivo di carattere abrogativo. Ecco. Certo, Pitonci prima diceva nei ragionamenti che abbiamo fatto che il debito pubblico italiano è a cifre nemmeno quasi pronunciabili e diceva cosa volete che siano 5-6 miliardi virtuali nella spesa, però poi ha detto nel Veneto non ci sono i soldi per poter sistemare nemmeno una strada. No, allora, dico che perché la domanda è perché prima non perché c'è chi l'ha fatta la legge finanziaria come sottoscritto, no? Anche nel 2008, sa benissimo che alcune politiche che vengono fatte anche a livello economico possono avere un influsso positivo oppure prettamente neutrale. Allora, quando io inserisco per esempio l'aumento dell'IVA per coprire le entrate come è stato fatto anche dallo scorso governo, io faccio una manovra che dovrebbe andare a fare aumentare le entrate, in realtà è una manovra repressiva, perché nel momento si sono accorti che aumentando l'IVA è andato a colpire i consumi e sono diminuite le entrate, quindi una manovra di questo tipo è repressiva, certo, sull'economia. Una manovra invece positiva è quella di dire do degli incentivi, come devo dire che è stata positiva quella del superammortamento, ecco, e come in passato le manovre che sono state chiamate Tremonti, va bene, quelle che prevedevano la possibilità di acquistare immobili, ecco, in un certo periodo storico, beni strumentali in un altro periodo storico e che questi fossero detassati. Ecco, quindi queste cose qua possono avere gli effetti positivi, però l'abbiamo visto, molti altri tipi di politiche che possono essere anche costose e quindi costare 1, 2, 3, 4, 5 miliardi, alla fine hanno ripercussione pari a zero. Cioè, questo perché lo dico? Perché i dati di ripresa economica, va bene, dell'Italia e che sono trainati soprattutto dalle esportazioni del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, andate a vedervi i dati invece delle chiacchiere, ecco, sono dovuti a una ripresa economica che non c'entrano nulla con le politiche fatte dal governo. Lo dico, cioè questo governo avrà un risultato e sfrutterà un beneficio dovuto a una leggera ripresa economica che però non è merito delle politiche che ha fatto. Certo. Cioè, questo è dimostrabile siamo quasi chiusi. Sui numeri. Sì, ovviamente, voglio dire, è paradossale, no? Che da 5 anni che governa il centrosinistra, ovviamente i dati aumentano negli ultimi 5 anni, però quello che ha fatto il governo non è servito a niente, fa quasi ridere, insomma. Comunque, direttore, per concludere, siccome parliamo di autonomia, di cose concrete, di cose serie. Bene, io adesso voglio vedere che cosa riusciamo a portare a casa concretamente, perché siccome abbiamo speso più di 16 milioni di euro per fare questo giochetto... Non capisco, sono partiti 14, poi 15, poi 16. Beh, guardi che, ogni puntata che faccio 22 milioni di euro. Con la Lombardia abbiamo superato i 50 milioni, Quindi voglio dire, è un giochetto che ci è costato tanto. Non ho capito perché, mi scusi, adesso la Lombardia... il risultato. Non ho capito perché la Lombardia ha speso così tanto quando il referendum era Beh, intanto perché online, è molto più... e poi c'è stata una strumentazione acquisita, quindi che poi adesso non so se Maroni dia alle scuole. Sentite, siamo in conclusione. Le ultime 2 domande, togliamone un po'. Vedremo Massimo Bitonci e Alessandra Moretti a Roma tra un po'? Cosa farete? Allora io rispondo per me, perché questa è una domanda che mi fanno sempre e ormai è diventata... Siamo in chiusura, insomma, mi permette di farla. Ecco, allora, io ho sempre dichiarato che appunto lavoro per il Veneto, quindi lavoro per il Veneto, lo faccio con convinzione. Sentivo candidata sindaco di Vicenza? Ma non ci penso proprio, anzi, guardi, mi faccia fare un bel appello. Noi abbiamo le primarie a Vicenza per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra, gareggiano Possamai, Dalla Rosa e Bulgarini. Mi auguro che ci sia un'ampia partecipazione per la scelta appunto del nostro candidato sindaco. Massimo Bitonci a Roma? Ma la trovo stucchevole questa cosa,
che si continua a dire, ripetere. Io continuo a fare il mio lavoro, ho dimostrato di fare il mio lavoro anche di consigliere di opposizione e di presidente della Liga senza avere nessun tipo di incarico. La campagna elettorale 9 mesi è da ottobre e da novembre dello scorso anno che non sono più il sindaco di Padova, ho continuato a fare politica come facevo prima, a pagarmi spese, trasferte, macchina, quindi continuerò a fare politica perché io lo faccio con passione, certo. E senza aver bisogno di ruolo, perché alla fine, insomma, come succede anche nelle trasmissioni, no? Certo. Ti invitano se hai qualcosa da dire. Puoi avere tutti i ruoli che hai, se non hai niente da dire o se fai ridere. L'ultima domanda, di solito chiedo sempre ai miei ospiti, lei è la prima volta che viene a trovarmi, Alessandra Moretti, chiedo sempre il pensierino la sera, non lo faccio oggi, però mi siete piaciuti moltissimo quando avete avuto uno scambio in dialetto veneto. Se magari mi accontentate... In lingua veneta. In lingua veneta, vabbè, scusi, in lingua veneta, mi scusi. Se magari lei fa una domanda in lingua veneta a Bitonci risponderà e viceversa, mi fate davvero un grande piacere, prego. No, più che una domanda... il dialetto veneto. Più che una domanda in dialetto veneto, a me piace ricordare una frase che mia nonna, che è mancata da poco, era solita proprio dire spesso, soprattutto quando io mi lamentavo di quanto difficile fosse anche, no? Il mio mestiere, la fatica, insomma, il tempo che sottrae alla mia famiglia e anche magari a qualche errore che si commette. Allora lei mi diceva: cara la mia nipotina, chi non lava mai i piatti non gliene spacca mai neanche uno, ricordatelo ben. Sì. Come io ne dedico uno in conclusione a quello che ha fatto il Partito Democratico durante questa, diciamo così, tornata referendaria, che è il tacon e peso del buso. dello sbrego. Vabbè, io ringrazio Alessandra Moretti, grazie a voi, ringrazio Massimo Bitonci, davvero grazie a tutti e due. Buonanotte a tutti. Questa sera Primo si Interpare, invece do appuntamento a mercoledì prossimo ai nostri telespettatori con un'altra puntata del Primo si Interpare. Buonanotte.